Amici dell'edicola di Pinuccio, buonasera e bentornati. Siamo in diretta nuovamente per trasmettervi la 12ª giornata di campionato Serie B maschile, secondo tentativo. Siamo ora in una struttura completamente diversa, è una palestra migliore. E la cosa strana è che la palestra era già dotata di pubblico, signori. Avevamo 20 persone nel palloncino e qui è pieno. Dice che dormono qui, no, dormono dentro il palazzetto. Questo è in dotazione, il palazzetto è dotato già di pubblico seduto con i tamburi. Comunque ci risiamo, la Sicily Fratelli Anastasi Villafranca Tirrena affronterà la Pallavolo Jolly Cinquefrondi. Si riparte da zero. Si riparte da 0-0 il punteggio. Tutto pronto. Ci risiamo. Squadra in campo. Ovviamente stesso 6 iniziale. Quindi per la Jolly Renzo confermato, Filianoti, Lopetrone, Pugliatti, Arena, Di Pasquale e Lagana. Mentre De Francesco, Schipilliti, il palleggiatore, Arena, Corso, Mazza, Pugliatti e Cucca. Questa volta entra il numero 4, Gabriele. Germana Riccardo, no, lo stavano già facendo il doppio libero. Sì, ma prima è iniziato De Francesco, nell'altra ora è iniziato il numero chi batte, 4, si chiama? Due. Si chiama Germana. Riccardo Germana. Quindi rispetto al set sospeso nel palloncino, cambio del libero. Sì, parte in battuta la Sicily Fratelli Anastasi. Sempre in +1, quindi comincia sempre con il palleggiatore Schifilliti. Tutto pronto, Leonardo pronto a fischiare. Fischia adesso, gioco che ricomincia. Riceve Renzo per la Jolly Cinquefrondi. Pugliatti va proprio da Emanuele Renzo, pallone che carambola e ha colpito la rete, la sua schiacciata. Quindi primo punto per la Fratelli Anastasi, 1-0 per i padroni di casa. Sicily al servizio, riceve Emanuele Renzo, Pugliatti stavolta va da Mimmo, Lagana tenta la parata, Schifilliti non riesce Cambio a tenere di il gioco libero. il pallone, 1 pari. Entra De Francesco come libero ricettore, sì. Mentre per la Jolly è Arena al servizio. Arena da una parte, Arena dall'altra, come dicevo prima. Centrale anche il numero 6 della Sicily Fratelli Anastasi. È forte la schiacciata a lungolinea, ma è out quella di Ciccio Pugliatti. Passa in vantaggio la formazione calabrese, 1-2. Jolly al servizio, ancora Arena su Mazza, Corso, bravo. passa centrocampo. Come sentite ci sono i tamburi che prima non c'erano, ma questa è sempre dotazione del palazzetto. Chi viene a giocare qua già pubblico, tifo e tamburo. Ciccio Pugliatti, l'ex della partita al servizio, ex anche Franciotta. Pugliatti in bagger per Emanuele Renzo, si aiuta con il muro avversario, ottiene il terzo punto per la sua squadra. Schierato titolare Emanuele Renzo, come dicevamo nell'altra partita, poi annullata a discapito di Fabio Remo. Mimmo Lagana al servizio con la sua spin. Forte su Mazza spin, ed è out, non trattiene Mazza la battuta di Lagana. 2-4. I giocatori si sono dovuti riscaldare in nemmeno 30 minuti, arrivati qui alle 18:10.
Servizio quindi di Laganà, ancora forte, stavolta tiene bene Germanà. Ciccio Bugliatti è out. Chiedono il tocco i giocatori della Sicily. Era alta la palla. 2-5. Gabriele, tu vedi mezzo campo, vero? Sì. Vedo fino all'Opetrone. C'ho il pilastro a fianco, ragazzi, quindi cerco di vedere dall'anteprima del computer. Altro ace per Mimmo Laganà, on fire la sua battuta. Sì. 6° punto per i calabresi. De Francesco si protegge perché era molto un missile forte, ad altezza d'uomo. Ancora Laganà quindi al servizio per la Jolly, ancora spin per lui, ancora questa forte. Volta tiene De Francesco, ma c'è il muro di Bugliatti. Jolly 5 Frondi ha saltato insieme a Filianoti. 2-7. Colpo rispedito al mittente. Time out della partita. Sì, vantaggio di 5 punti per la formazione di mister Franco Giglietta. Gabriele, qui puoi organizzare le 2 panchine. Sì, ora... mentre lì non l'avevamo, qui ora possiamo. Proviamo. Ok, ce l'ho le panchine, poi alla prossima. Abbiamo la zoomata sulle panchine. Non potevamo mettere le panchine perché eravamo dal lato corto del campo e quindi non potevamo inquadrare. Ora vantaggio di 5 punti per i calabresi. Ha chiamato timeout mister Giuseppe Staiti per la sua Sicily. Fratelli Anastasi, adesso ancora Laganà al servizio. Ancora forte. Ciccio Bugliatti tiene bene. Mazza tenta il pallonetto, ma c'è Laganà che fa buona guardia. Pipe di Dionisio Di Pasquale. Con tanta rabbia schiaccia questo pallone il capitano della Jolly 5 Frondi. 2-8. Ottima la gestione della Jolly 5 Frondi. La partita precedente invece era iniziata a punto tra le 2 squadre, Renato. Sì, per l'appunto. E non c'erano stati ancora time out, eravamo sul 9-6. Laganà ha battuto su tutti e 3 i ricettori finora. Sì. Li ha provati tutti. Vediamo su De Francesco che tiene bene. Ciccio Bugliatti. Oh, bravo. 3-8 quindi. Bella alzata di Schifilliti che porta Ciccio Bugliatti alla schiacciata con mura 1. Non era Ciccio Bugliatti che schiacciava, sì. Era Corso, era Emanuele Corso. Sicuro? Sì. A me è sembrato Infatti Ciccio è dietro. Ora Bugliatti Marco va da Emanuele Renzo che ottiene il money out. 9° punto per la Jolly 5 Frondi. 3-9. Diciamo che è decisamente un po' più caldo questo palazzetto rispetto alla... Hai ragione che guardandoli bene sono molto simili, guarda. Sì. Servizio della Jolly, così la ricezione di Bugliatti. La gioca la Jolly avendo risposto bene. Autocopertura. Troppo dietro per Dionisio Di Pasquale, il pallonetto. C'è la copertura di Mazza, Schifilliti e il monster block di Francesco Filianoti su Corso, che prima ho chiamato Ciccio Bugliatti. 3-10 il punteggio. In difficoltà la Sicily, fratelli Anastasi in questo momento. Per la Jolly al servizio c'è Emanuele Renzo. Non lo vedo, ma sì, eccolo. Su De Francesco. Mazza, tocco del muro, ma c'è fondocampo. Buona guardia. Laganà schiaccia forte, Bugliatti recupera in bugger e Mazza manda di là. Lopetrone. Marco Bugliatti al centro da Filianoti, recupera con un pugno Bugliatti all'ultimo secondo. Laganà, free ball, Bugliatti al centro alla pipe che però viene murata. Ottima risposta dei muratori del Sicily, fratelli Anastasi. 4-10.
Ed è pronto Emanuele Corso al servizio. È corso al servizio. Forte la sua spin, tiene bene Dionisio Di Pasquale. Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale. La copertura è di Ciccio Pugliatti. Schiaccia Mazza, c'è il muro della Jolly. Pugliatti, bugger rovesciato ancora per Mazza. La prende Lopetrone, Dionisio Di Pasquale alza in bugger per Mimmo Laganà che schiaccia questo pallone. Poi Ciccio Pugliatti risponde, no, è Emanuele Corso. Sulla linea. Emanuele Corso che risponde per la Fratelli Anastasi. Villafranca Tirrena 5-10. Corso ancora il servizio, spin per lui su Dionisio Di Pasquale, recupera Filianotti e rimanda di là Lopetrone. Corso, attacco centrale, pallone che viene recuperato dalla Jolly, non c'è una doppia e mette giù Dionisio Di Pasquale. Si era fermata la Sisili, Fratelli Anastasi. Si è fermata Sisili, mai fermarsi, non ne sappiamo qualcosa. Non c'era la doppia perché era il muro. Non c'era in discesa dal muro. Si erano fermati volendo la doppia, chiamando 5-11 il punteggio e si sblocca adesso la Jolly dopo Filianotti al servizio. aver subito quanti punti? 3 o 2? Come? Subito 3 punti la Jolly, 2. Schipilliti va dietro da Corso, Monster Block dalla coppia di Pasquale e Arena. 5-12. Servizio Jolly. Riceve Pugliatti, attacco centrale di Arena, murato da Arena. Arena contro Arena. 5-13. Scendono nell'arena. Ancora servizio Jolly. Flottante. Mani out. Massa ci mette una pezza. Da una mazzata al pallone. Sì, come dicevamo già all'andata, Villafranca risponde a colpi di mazza. 6-13 il punteggio. Ed è lo stesso Mazza ora al servizio, mentre il tifo si inizia a far sentire. Spin per lui corta, si tuffa Renzo, pallone di là da Schipilliti. Giocata vincente. Beffato Dionisio che ha tentato un pallonetto ma non ha dato una spinta decisiva al pallone che è stato ripreso dal muro. Ancora Mazza al servizio, riceve Dionisio Di Pasquale, Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale, si aiuta con il muro avversario, recupera la Fratelli Anastasi. Sì, ottimo tuffo di Lopetrone, poi Mimmo Laganà, lungo linea vincente, non riesce a tenere in gioco Germana. 7-14. Bene, ottima gestione della Jolly Cinquefrondi, molto cinica la formazione di mister Franco Giglietta. Fischia Leonardo. Pugliatti. Spin per lui. Tocca il nastro, Arena. Ciccio Pugliatti. Si tuffa Marco Pugliatti e rimanda di là la Jolly Cinquefrondi. Il colpo di Renzo finisce out. 8° punto per i siciliani, costretti a rincorrere. Arena al servizio, Genflot per lui, Dionisio Di Pasquale, Dionisio toccò del muro ma in campo. (8-15). Ottima diagonale di Dionisio Di Pasquale. 8-15? Sì. Io ho un 8-16. Servizio Jolly. Forte
riceve Mazza, poi Pugliatti per la Sicily, tenuto in gioco Lopetrone, ancora Lopetrone ad alzare in bagger per Mimmo Lagana, e l'urlo questa volta è di Max Lopetrone, che ha fatto davvero due ottimi recuperi. 8-16 il punteggio, e l'avete visto anche nel replay, Max Lopetrone con la sua esultanza. Dionisio Di Pasquale al servizio, spin per lui, out però, leggono bene i giocatori del Villafranca. 9-16. Schifilliti al servizio, Pugliatti la gira per Mimmo Lagana, ancora lui, una diagonale vincente. Mimmo, visto che rotazione, fire. Che velocità di braccio, sì. Chiusura in diagonale stretta, bello, bello. Forse il muro della Sicily poteva fare qualcosa in più. Arena al servizio, riceve Mazza, poi Corso schiaccia bene, tenta il recupero la Jolly, comunque era difficile. Non si ravvede il muro, si porta in doppia cifra Villafranca Tirrena, e adesso c'è Ciccio Pugliatti pronto con la sua spin al servizio. No, pesta. C'è l'Ace, rivediamo il replay. Pesta, l'ho visto bene, ho guardato il piede. Sì, nettamente. 11-17. Ancora Pugliatti al servizio, stavolta non calpesta. Marco Pugliatti da Filianoti che la prende con il sinistro e manda in controtempo gli avversari. 11-18. Abbiamo apprezzato il replay. Servizio Jolly. Mimmo Lagana. Sì, Mimmo Lagana al servizio. Spin per lui. Pallone recuperato dalla Sicily, ma non passa. 11-19 per la formazione calabrese. Da apprezzare comunque il tentativo di recupero. Bisogna asciugare la parte di campo bagnata dal sudore. E beh, qui almeno è il sudore, lì era acqua sorgente. Sì. Tutto pronto per riprendere. Ancora la Canal servizio. Forte ma out. Abbiamo visto passare il pallone. Si riporta a -7 Villafranca Tirrena, che adesso serve con Mazza. No. 17 Cucca. Così la ricezione della Jolly. Lopetrone, Alzenbagher per Di Pasquale, ostacolato da Filianoti, che comunque se l'era chiamata. 13-19. Dionisio è voluto partire lo stesso per la schiacciata nonostante la chiamata perché di era, Filianoti. Era una pipe praticamente per... Servizio di Cucca, finisce out. Punto Jolly, il 20°. Di nuovo +7. Emanuele Renzo al servizio. Riceve primo tempo di Schifilliti. Arena ha messo a segno. Schifilliti penso sia la prima volta che viene chiamato in causa, non l'ho visti attacchi centrali. Gabriele della Villafranca. Roberto Arena. Roberto Arena era? Centrale.
Oh, oggi sto vedendo un'altra partita io. Forse ha pestato, ma comunque pallone out. 21esimo punto della Jolly. Un altro ex Jolly è in panchina, Gianluca Schipilliti, centrale, che ci aveva detto che sta riprendendo adesso da un infortunio. La schiacciata è buona di Emanuele Corso. 15-21. E un altro ex Jolly è Mauro Princiotta, anche lui in panchina. Mazza al servizio. Riceve bene Dionisio Di Pasquale. Pugliatti va da Mimmo Laganasi, aiuta con il nastro, il pallone cade in campo. 15-22. L'uomo più prolifico della Jolly fino adesso, Mimmo Laganà. 3 ace per lui in questo set e molti punti messi a terra. Servizio Jolly. Pugliatti, spin out, completamente fuori misura la battuta di Marco Pugliatti. 16-22. Arena per Villafranca al servizio su Dionisio Di Pasquale. Forte la schiacciata, recupera la Sicily e è poi out. Ciccio Pugliatti, colpo è completamente out. Assolutamente. 16-23. Non c'è nessun tocco. Mamma mia, sì, sì. Decisamente out. Cambio in vista per la Jolly. Esce Dionisio, fa riposare un po' Dionisio Di Pasquale. Entra Fabio Remo, che ha anche il turno in battuta. De Francesco e primo tempo. Bravo. Di Cucco. Anthony Cook, bravo in questa schiacciata. 17-23. Ha trovato lo spiraglio giusto. Ha messo D'angolino, la rotazione. Ottimo pallone. Sono fratelli. Possono parlare, no? Non secondo l'arbitro. Nonostante siano fratelli. Pallone che danza sul nastro. Pugliatti Marco va da Emanuele che sale tantissimo. Emanuele mette a terra un grande pallone. 17-24. 7 point. Ed è pronto al servizio Arena. Pasquale Arena. Riceve Mazza. Pallone da Emanuele Corso. Tocco del muro questa volta c'è. Pugliatti al servizio. Francesco Pugliatti. Al limite il piede. Duello aereo. L'invasione aerea di Marco Pugliatti. Rivediamo. Comunque a me sembra di sì. Non l'ho vista. L'abbiamo presa proprio al limite. Comunque il pallone a me sembrava già nel campo della Sicily. Quindi rivediamo. Sì. Era già di là. Ci ha messo la mano Marco Pugliatti. 19-24. Time out chiamato da mister Franco Giglietta. E allora andiamo. Vediamo la panchina della Jolly Cinquefrondi dopo questo time out.
19-24 il punteggio in questo primo set, 12ª giornata di campionato Serie B maschile, e ricordiamo secondo tentativo. La prima volta che ci capita nella storia questo spostamento di Palestra. Ha chiamato formazione il capitano in campo Mimmo Laganà. Ora di nuovo in campo le squadre. Ciccio Pugliatti pronto al servizio. Spin per lui. Tiene in gioco la Jolly con Remo e chiude il set. La Jolly Cinquefrondi, così come l'aveva iniziato con Mimmo Laganà. 19-25 il primo parziale. Alla palestra di Spadafora, dopo che è stata spostata da Saponara. Per il problema di umidità. Quindi, per chi si fosse collegato adesso, ora guardiamo i risultati della 12ª giornata di campionato. La Paumar Volley Siracusa ha perso per 1-3 contro la Datterino Volley Letojanni. Sizili Fratelli Anastasi contro Jolly Cinquefrondi, la stiamo seguendo. La Costa Dolci Papiro Catania ha perso 2-3 contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia in questo scontro di bassa classifica per la corsa salvezza. Poi la LCT Warriors Via Grande ha vinto 3-0 contro la Re Borbone Saver Palermo. Hanno riposato Geam Service Aquila e Raffaele Lamezia. I risultati invece della scorsa giornata di campionato: la Datterino Volley Letojanni ha vinto 3-0 contro la Geam Service Aquila. Re Borbone Saver Palermo ha vinto 3-1 contro la Jolly Cinquefrondi, l'abbiamo seguita in diretta. Sicily Fratelli Anastasi ha vinto 3-0 contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia. Paumar Volley Siracusa ha perso 1-3 contro LCT Warriors Via Grande e Raffaele Lamezia e Costa Dolci Papiro hanno riposato. Tra poco a fine set vedremo anche, alla fine del secondo set vedremo anche la classifica aggiornata. Intanto le squadre sono pronte per rientrare in campo e la Jolly Cinquefrondi deve stare molto attenta, cercando di non ripetere la partita di Palermo, perché anche a Palermo la Jolly aveva incominciato molto bene e poi è andata a perdersi strada facendo, una cosa che non piace, quindi speriamo bene, ovviamente noi come sempre lato tifoso. Rientra in campo Dionisio Di Pasquale, che era uscito intorno al 23esimo punto della Jolly nel precedente set. Quindi Jolly in campo con Renzo Pugliatti, Lopetrone, Di Pasquale che parte al servizio, Laganà e Arena. Di là
il libero è De Francesco, libero ricettore. Poi abbiamo Germanà, l'altro libero, Schifilliti Maurizio, Corso. Si ferma sul nastro la battuta di Dionisio. Continua la Villafranca Tirrena con Mazza, Arena, Francesco Pugliatti e Cucca. Gioca la Jolly con Mimmo Laganà. Stavolta tiene bene Villafranca Tirrena. Attacco centrale, copre Pugliatti, Lopetrone per Emanuele Renzo, che però non chiude bene il colpo. E allora pallone out, break per Villafranca Tirrena, il primo a favore in questa partita. 2-0 per i padroni di casa. Servizio Villafranca, riceve Renzo, alza Laganà per Emanuele Renzo, altro colpo out. 3-0 per Villafranca Tirrena. Tre punti Villafranca, 3 errori Jolly, 1 al servizio e 2 schiacciate out. Stavolta l'errore è della Sisili Fratelli Anastasi al servizio. 3-1. E quindi è pronto Pasquale Arena per la Jolly Cinquefrondi. De Francesco, primo tempo di Cucco, ma tiene Pugliatti. Oh! Mamma mia, arrabbiatissimo Mimmo Laganà. Non è possibile. 4-1. Brutto errore. Non si può lasciare una palla così. Arrabbiatissimo, Incominciamo. guardalo. Mimmo Laganà, incredibile. Pesta. E finalmente è stato notato dopo diversi falli di piede. Nell'altro set non è stato mai riscontrato sì. il fallo di piede. Mimmo Laganà al servizio. Io mi alzo che non vedo nulla. Spin di Laganà Su De Francesco. Forte il colpo, tiene in gioco Lopetrone. Mimmo Laganà con il pallonetto. De Francesco preso un po' in controtempo. E il monster block della Jolly Cinquefrondi con la coppia Renzo e Filianoti. 4-3. Ha presa Renzo questa palla. E ancora Laganà al servizio. Fa ruotare il pallone, pronto con la sua spin. Recupera Schipilliti e il pallone è in, lascia sfilare Max Lopetrone. Pallone che scende, 5-3. Cucco al servizio. Cucca? Pallone su Dionisio Di Pasquale che va in difficoltà su questa ricezione. Sesto punto per Villafranca Tirrena. Non irresistibile questa battuta, ma forse era flottante, non la vediamo, che ha ingannato Dionisio Di Pasquale. Ancora Cucca al servizio. Di nuovo su Dionisio. Tacco centrale di Filianoti, finisce out. No. 7-3. Ci ha messo troppo tempo a tirare ed era già in discesa. Poco cattivo, diciamo, su questo pallone. Ancora Cucca. Il capitano Dionisio Di Pasquale che gioca con lo scaldacollo. Sono 3 i punti consecutivi nella Sicily. Aveva un po' ridotto il distacco la Jolly
andando sotto di 2. Adesso si ritrova sotto di 4. Renzo riceve, Pugliatti va da Mimmo Laganà, Murato, la copertura di Di Pasquale e rimanda di là Marco Pugliatti. Tocca il muro della Jolly 5 Frondi, quindi 8-3. Allunga la Villafranca. Chiama time out mister Franco Giglietta. Ecco inquadrata la panchina Jolly. Questa è la panchina del Villafranca. Le indicazioni di mister Giuseppe Staiti, quelle di mister Franco Giglietta. Servizio Villafranca. Buona la schiacciata di Mimmo Laganà. 8-4. Emanuele Renzo al servizio. Chiamata formazione. Sì. Capitano in campo per la Sicily Schifilliti. Tutto ok, dopo che può riprendere Emanuele Renzo al servizio. Molto teso il servizio. Buona la ricezione. Marco Pugliatti alza per Dionisio Di Pasquale, che ottiene il massimo, ovvero il money out. 8-5. Molto teso il servizio di Emanuele Renzo. Torna in campo Jolly, schiaccia forte Dionisio Di Pasquale. Ora pallone di nuovo nel campo della Jolly. Pugliatti, il pallonetto di Dionisio che ha toccato l'asta. Peccato. Sì. 9-5. Tentato un pallonetto Dionisio. Aveva mandato in netto controtempo il muro, ma doveva fare i conti con l'asta. E vabbè, ma ci avevano regalato la palla. Out. Il servizio 9-6. Fine noti al servizio su Ciccio Pugliatti. Primo tempo di Arena. Ottimo primo tempo di Arena. 10 per Villafranca Tirrena, 6 per la Jolly 5 Frondi. Pronto Mazza per Villafranca. Spin tiene bene Massimiliano De Lopretone con schiacciata di Dionisio Di Pasquale che finisce però out. È l'ora del B-Real, ragazzi. 11-6 il punteggio. Servizio out. Quindi ora 11-7.
Marco Pugliatti al servizio, spin per lui, forte, tiene Ciccio Pugliatti suo fratello, ma non riescono a recuperare il pallone. 11-8, ace sporco di Marco Pugliatti. Da Pugliatti a Pugliatti. E chiama di nuovo formazione. C'è un cambio? Schifillidi. Formazione, ma c'è un cambio. Entra il numero 16, Gabriele, guarda. 15. Mastronardo, Giuseppe Mastronardo al posto di Carmelo Mazza. Intanto le indicazioni di Giglietta a chi deve battere Marco Pugliatti. Pallone stavolta teso, flottante. Risponde il muro della Jolly sul tentativo di Marco Pugliatti. L'attacco out, non c'è il tocco del muro della Jolly. 11-9. Sì. Pallone che passa a fianco del muro della Jolly, poi pallone out. Ancora pallone teso di Pugliatti. Oh, bella la giocata di Schifilliti. Ha smarcato 3 giocatori a muro della Jolly. 12-9 quindi. Arena al servizio. Dionisio Di Pasquale. E la Ganà diagonale stretta passa sopra il muro. Di nuovo a meno a 2. Con Dionisio Di Pasquale al servizio. Palla persa, non sappiamo dove è finita. Ciccio Pugliatti schiaccia forte, buona la guardia di Dionisio Di Pasquale. Poi la grande schiacciata della Jolly Cinquefrondi. Emanuele Renzo trova l'angolino. Buona difesa della Jolly con il muro che intercetta Dionisio Di Pasquale, che alza verso Pugliatti, che era una posizione arretrata. Da rivedere invece i posizionamenti dei giocatori della Villafranca. Forte la battuta di Dionisio Di Pasquale. Corso del muro. Dionisio Di Pasquale a fondo. E poi Mimmo Lagana. Ottima diagonale. 12 pari. Ancora Dionisio Di Pasquale. Ancora un'altra chiamata di formazione da parte del capitano Maurizio Schifillini. Non c'è un limite. Giustamente, per spezzare il ritmo è più che necessario, soprattutto adesso che la Jolly ha agguantato il punteggio. Tutto ok, gioco che può riprendere. Ha già fischiato l'arbitro, spin di Di Pasquale, tiene bene Villafranca. Muro di Lagana. Block di Mimmo Lagana, colpo rispedito al mittente. 12-13. Non passa la schiacciata di Ciccio Pugliatti. E chiama adesso time out mister Giuseppe Staiti. Vi ricordo come sempre di seguirci sulle nostre pagine social Facebook, Instagram, Edicola di Pinuccio. Potete scansionare il QR code in basso a sinistra, vi porterà su un sito dove avrete tutti i link, anche sito web www.edicoladipinuccio.it e canale YouTube dove trasmettiamo i nostri eventi. Anzi, vi ricordo di iscrivervi se volete anche attivare
la campanellina così da ricevere le notifiche. Dionisio Di Pasquale ancora al servizio, spin per lui, rincorre il pallone Schifilliti, schiaccia Corso, ancora da Jolly, una brutta alzata di Marco Pugliatti che è arrivato in corsa su questo pallone, quindi doppia. Io non mi sento, mi senti? 13 pari, dunque. Servizio Sigili, l'attacco centrale di Pasquale Arena, recupera poi la Ganà per la Jolly e schiaccia Emanuele Renzo e monster block di Emanuele Corso. Passa in vantaggio la formazione di casa, 14-13. Con Schifilliti al servizio. Così la risposta di Laganà. Pallonetto vincente. No, mani out. 14 pari. Mamma mia, come ha fatto a trovare questo mani out? Ha spinto le mani, spento la palla sull'esterno di rete. Bella giocata, davvero bella giocata. Pasquale Arena al servizio. Così la ricezione che rimbalza sulla rete. Tenta di giocarla Schifilliti. Pallone troppo basso, quindi si porta di nuovo in vantaggio il 5 Frondi. Rientra Mazza. Sì, ed è uscito Mastronardo. Quindi si è chiuso il cambio. E quindi è pronto ancora Pasquale Arena al servizio per la Jolly 5 Frondi. Su Mazza. Ancora così la ricezione della Sicily. Mazza rimanda di là Pugliatti, se la chiama Di Pasquale che alza in bagger per Mimmo Laganà. Incredibile. Break Jolly 14-16. Mamma mia. come fa a schiacciare questi palloni Mimmo Laganà? Prima un pallonetto incredibile, adesso una diagonale assurda. Pasquale Arena al servizio ancora per la Jolly, terzo servizio consecutivo. La ricerca stavolta su De out. Non c'è De Francesco. 17° punto Jolly. Ancora Pasquale Arena per la Jolly. Su Mazza, questa volta la palla si alza e vola. Ancora. E ha perso le misure del campo Villafranca Tirrena. Sì, Ciccio Bugliatti. Molti errori. Quando perde la dimensione del campo, Francesco non la ritrova. Abbiamo già visto quando giocava a 5 Frondi. La difficoltà nel concentrarsi dopo un errore. Cambio, esce Cucca. Esce Cucca ed entra il numero 8 Gabriele Rizzo. Cambio di centrale quindi per la Sicilia. Alza il muro. Pallone sul libero. E il muro di A1 da solo, chi se non lui? Domenico Laganà. E adesso ha dato alla luce tutto il suo repertorio. Prima il pallonetto, poi la super diagonale, adesso un monster block. Davvero in forma quest'oggi Mimmo Laganà. Pasquale Arena, molto teso il suo servizio. Ancora Muro Jolly, stavolta con Filianoti. Rimanda di là Pugliatti. Arena, Pugliatti. Pallonetto di Renzo. C'è la doppia di Marco Pugliatti. Sì, una leggera doppia.
Sì, vabbè. Netto. Pugliatti sbaglia, l'altro Pugliatti arriva al servizio. 15-19. Bella tesa. Riceve bene Renzo. Pugliatti va proprio da Emanuele Renzo, che oltre a sbucciare le mani del muro avversario ha sbocciato anche quelle del libero. 20° punto della Jolly Cinquefrondi. Era Germanà. Rientra ora il libero di ricezione De Francesco con Mimmo Laganà al servizio. Altro ace alla sinistra di Mazza. Incredibile. 15-21. Non si ferma più quest'oggi. Carichissimo Domenico. Ancora spin, ancora forte. Zona di conflitto tra De Francesco e Mazza. 15, rimangono 22. Piantati entrambi. Palla che finisce a terra. E sta cercando sempre lì di mandarla. Sì, tra Mazza e De Francesco. Prima lungolinea, ecco, time out. Secondo time out per la Sisili. (15-22) il punteggio. Dopo la brutta partenza in questo set dalla Jolly Cinquefrondi, l'ottimo recupero dei ragazzi di Mister Giglietta. Adesso sopra di 7 punti, proprio come nel primo set. Ancora spin, ancora forte Mimmo Laganà. E interrompe questa striscia positiva Emanuele Corso, che fa un buco nei 3 metri. 16-22. Sì. Intercettata bene la palla di Laganà, è arrivata sulla verticale di Schifilliti, che ha avuto modo di servire bene il suo schiacciatore. Ed è Rizzo al servizio, il nuovo entrato. Vediamo la prima battuta, ed è una jump plot molto tesa su Emanuele Renzo, tocco del muro, ma c'è Ciccio Pugliatti a fondo campo. Corso, Laganà tiene in gioco la schiacciata di Renzo, recupera la attenzione a Mazza. Opla! È bastato il recupero di Pugliatti. Filenotti ha rimandato di là il tocco del muro. Oh, gli si fermano dalle mani a Mimmo Laganà questa palla per il 17-22. 17-22. Ottimi recuperi da parte della Jolly, comunque da sottolineare, Renato. E ancora lui, incredibile, Laganà, che però poi nel secondo tentativo. Vediamo la battuta di Rizzo, sempre su Emanuele Renzo. Questa è la palla di Laganà, non niente da fare, mani out. 17-23 il punteggio. Chiamato in causa ancora una volta il bomber della Jolly. Emanuele Renzo al servizio. È una jump plot per lui. Molto tesa su De Francesco, che tiene male. E invece Corso ottiene il massimo con un money out su Dionise Di Pasquale. 18-23. Corso ora al servizio, sue battute a spin, infatti
parte per la spin su Massimiliano Petrone che tiene bene Dionisio Di Pasquale e Murato. E stavolta il colpo si sveglia il Villafranca. Murato Dionisio, concorso in jump flot. Ora vediamo, questa invece è una spin. Riceve Lopetrone, Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale, fischia anche questa l'arbitro, doppia. Non l'ho vista. Questa non penso. Sì, il pallone ha girato, ma 20-23. Non l'ho vista girare molto. Cambio di alzatore per la Jolly. Entra Domenico Laurendi, esce Marco Pugliatti. Questa si poteva lasciar stare, Vabbè, certo, a questo punteggio fa male. Spin. Riceve bene Max Lopetrone. Laurendi va dietro da Mimmo Lagana. È lungo linea. Lui. 20-24. Bella 4 l'alzata di Laurendi, set point per la Jolly e portare a casa questo secondo set. Cambio per la Jolly al servizio, esce Francesco Figlianotti, entra Fabio Remo. Pallone teso, recupera Schifilliti, recupera anche Emanuele Renzo dopo la schiacciata della Sicily, e chi poteva chiudere se non lui? Domenico Lagana chiude questo secondo set 20-25, 2-0 di set per buona la Jolly reazione della Jolly. Ci voleva. E adesso, se fossi il mister Franco Gigliet, le direi ai ragazzi: state calmi. Era sotto di 5 punti la Jolly e piano piano ha macinato punti fino a ribaltare la situazione, passare in vantaggio sul 15, sul 14 pari. 19-25 il primo set, giusto? Sì, e 20-25 ora il secondo. Leggiamo la classifica tutti insieme. Aspettate che ve la do anche aggiornata. Eccola, allora abbiamo girone I. Gatterino Volley Letoianni prima a 30 punti, LCT Warriors Via Grande è seconda, non terza, con 22 punti, dopo aver vinto lo scontro diretto contro la Re Borbone Saper Palermo, che è terza con 19 punti. La Raffaele Lamezia quarta con 16 punti, turno di riposo. Sicily Fratelli Anastasi quinta con 16 punti, Jam Service Aquila sesta con 14 punti. La Jolly 5 Frondi settima con 13 punti, ottava la Paumar Volley Siracusa 8 punti, Costa Dolci Papiro nona posizione 4 punti, e la Tonno Callipo Calabre, che scavalca la squadra di Riposa, decima con 2 punti.
Tutto pronto qui al Palazzetto dello Sport di Spadafora. Per il terzo set. Controllo delle formazioni in campo. Solito 6 per la Sicily Fratelli Anastasi, quindi Germanà che parte come libero. Poi sì, che sono batte. Cucca, Pugliatti, c'è Corso che partirà al servizio e quindi il libero con il 4. Arena Mazza. E Mazza, mentre la Jolly è in campo con Renzo Di Pasquale, Pasquale Arena, Lopetrone, Filianoti, Marco Pugliatti e Mimmo Laganà. Un saluto ad Antonio Melara. Sì, dai Antonio. Ne auguriamo tutto il meglio per la carriera. Marco Pugliatti, l'alzata per Emanuele Renzo. Presa. Massimo, un grande recupero della Sicily Fratelli Anastasi. Pugliatti al centro. No, è 4. Non passa. Mastro. Arena non passa. Quindi ancora Corso al servizio, occhio alla sua spin, è forte su Emanuele Renzo, pallone che torna nel campo della... Questa era sì, di nuovo, no? Sì, come nel precedente set, chiama anche questa l'arbitro, 2-0. Pallone che era nel campo della Sicily. Era sulla verticale della rete, Gabriele. Era sulla verticale della rete. Io l'ho vista già oltre. Stavolta si ferma sulla rete in servizio di Emanuele Corso, quindi primo punto per i calabresi che accorciano le distanze. Pasquale Arena al servizio per la Jolly. Su Ciccio Bugliatti. Corso è lunga. Sa che c'è stato il tocco, sì. Altro break per Villafranca Tirrena, 3-1. Sì, si è visto proprio il pallone. Mazza al servizio. Servizio spin per lui. Non tanto forzato. Pugliatti va da Emanuele Renzo. Murato Emanuele Renzo. Tira a tutto braccio, dritto per dritto. C'era ben piazzato il muro della Sicily. E non c'era nessuno che rispedisce al mittente. Deve giocare di testa Emanuele, non di braccio, tutto braccio. 4-1. Mazza al servizio. Ancora forte, tiene bene la Jolly. Pugliatti va dietro da Mimmo Laganà, che ottiene anche la copertura. Chiamato ancora in causa Mimmo Laganà, pallone in campo. 4-2. Sulla riga. Sì, anche più in dentro anche rispetto sì, alla linea. L'ha toccata la riga nello schiacciamento, ma interna. Mimmo Laganà al servizio. Molto forte. Muro della Jolly vincente, 4-3. E come in precedenza Renzo che ha schiacciato sul muro avversario, anche qui Ciccio Pugliatti ha schiacciato era sul muro sotto avversario e non c'era la copertura dietro di lui. Senza rincorsa, è saltato quasi da fermo, il muro era lì. Quindi sotto di 1 adesso la Jolly 5 Frondi al servizio con Laganà, sempre Mimmo Laganà. spin, tiene bene De Francesco. Ciccio Pugliatti, tiene bene Lopetrone. La schiacciata di Emanuele Renzo, vincente, 4 pari. Chiedono il
la doppia, protesta Schipilliti in panchina e ora l'arbitro ovviamente richiama. Infatti è stato richiamato il capitano il quasi omonimo sì. Schipilliti. Volevano la doppia di Pugliatti. Un'altra? Sì. Sì, ma non c'è più rispetto alle altre, va. Sì, sì. Diciamo la regola è quella di, quando non sono evidenti, di far giocare. Tiene De Francesco, alzata al centro, si tuffa poi Lo Petrone dopo il tocco del muro dei suoi compagni di squadra. Lento Massimiliano Lo Petrone nel tuffo, e perché stava preso in controtempo. 5-4. Arena al servizio. Si ferma sul nastro. Di nuovo parità tra le due squadre. Sbuccia la palla. Quindi ace sporco per Emanuele Renzo. Jolly in vantaggio. 5-6. Chiarimento tra i giocatori della Fratelli Anastasi. Riceve Mazza, l'alzata per Corso. Pugliatti alza e trova Mimmo Laganà. 5-7. Diagonale per Mimmo Laganà, che fa inginocchiare Mazza ma non riesce a riprendere questo pallone, che finisce proprio sull'angolino. De Francesco, così la ricezione all'alzata in bugger di Cucca, recupera la Jolly. Doppia, questa è troppo doppia di Marco Pugliatti. Questa era troppo doppia. Sì, Pugliatti deve rincorrere il pallone, girare su se stesso, e ovviamente alzata difficile. Sì. 6-7. Germanà è libero della Fratelli Anastasi. Filianotti riceve, Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale, autocopertura per lui. Mimmo Laganà costretto alla free ball. Corso, Pugliatti schiaccia, tocca il muro avversario. Pugliatti Marco per Dionisio Di Pasquale. Mazza a fondo campo, tiene in gioco. Ciccio Pugliatti schiaccia questo pallone. Renzo per la Jolly e Laganà chiamato in causa. Il tocco del muro e poi 4 della Jolly Cinquefrondi. Non chiama il quarto tocco, ma a me è sembrato di no. 1, 2. Laganà non l'ha toccata. No, non ha chiamato il quarto tocco. Accompagnata. Ok. 7 pari. Riagguanta la parità la Sisili. Lo Petrone riceve per la Jolly. Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale a tutto braccio. 7-8. Ottima schiacciata del capitano della Jolly Cinquefrondi, lungolinea vincente. Ho visto un timido recupero di Filianotti, che non ha alzato bene la palla. Ogni tanto gli manca questa... Pauroso, è andato sulla palla. Questa cattiveria un po' gli manca. E si ferma sul nastro. E gli è mancata anche un po' di cattiveria in questa battuta. Gli è mancata la forza. 8 pari. Pugliatti al servizio, si aiuta con il nastro. Marco Pugliatti alza per Mimmo Laganà, recupera la Sicily con Pugliatti. Dai, guarda Mazza che ti fa. Ha fatto una super giocata
usando il muro avversario. Sì, con l'aiuto del muro della Jolly. 9-8. Nuovo vantaggio per Villafranca Tirrena. Si sente l'urlo di Pugliatti alla battuta e poi schiaccia a tutto braccio Dionisio Di Pasquale, ma trova il muro avversario. Sì, non era un salto convinto quello di Dionisio, Ancora Pugliatti al servizio, ancora spin, ma stavolta out, fuori misura la sua battuta. Si riporta a -1, 5 frondi. Batte, l'altro risponde. E chissà se batte su suo fratello. Vediamo, finora la spin non gli è uscita, Marco. Eh sì, eccola. Su Ciccio. Zona di conflitto. Schifilliti. Parità. Con il libero non si intende. 10 pari. Di nuovo spin, si prepara. Sempre su Ciccio, ma out. Non lo trova. Di nuovo in vantaggio i padroni di casa. Adesso stiamo vedendo a punto le due squadre. Cucca al servizio. Pugliatti alza per Mimmo, Laganà, diagonale vincente per lui, 11 pari, l'ennesima di Laganà. Fischia l'arbitro Leonardo. Out nel servizio di Dionisio Di Pasquale, che ha forzato, quindi altro vantaggio per Villafranca Tirrena, 12-11. Corso al servizio. Buona la sua spin, recupera Emanuele Renzo, duello aereo, mette giù Mazza. Break per Villafranca Tirrena, 13-11. Emanuele Corso quindi al servizio. Buona la sua spin, tiene bene la jolly però. Emanuele Renzo schiaccia forte, c'è il fallo del muro. È stato Schifilliti a toccare la rete. 12 per la Jolly 5 Frondi, 13 per Villafranca Tirrena. Dionisio Di Pasquale di nuovo al servizio, non mi pare. Non ha appena... ecco no, c'era Arena laggiù. Avevo visto Dionisio andare al secondo campo, ero coperto Arena. Pallone su Mazza che si propone anche per la schiacciata. Pallone che torna nel campo della Jolly dopo questo, e se lo tira via. Carambola. E poi mette giù con un pallonetto. No, spinge la palla sulle mani del muro e Mazza se la trascina dietro, in discesa. Arena. Una battuta di Arena flottante. Renzo recupera per la Jolly e free ball. Vediamo come la sfrutta la Sicily. Con tocco del muro. Corso. Tocca Pasquale Arena, prolunga questa palla a fondo campo. 14-13. Mazza al servizio. Guarda il soffitto sempre prima di battere. Vedere fino a quanto può alzare questo pallone, però arriva un po'
male al momento della battuta. 14 pari. Forse non perfetto il lancio. E adesso servizio Jolly. Mimmo Laganà. Spin per lui, out di però. poco, Di nuovo in vantaggio Villafranca Tirrena, sempre distacco di un punto, 15-14. Arena al servizio. Recupera Filianotti con la copertura, tocca il muro sulla schiacciata della... Tocca la rete di protezione del controsoffitto. Pensa tu. 15 pari, tocca la rete ma non tocca il soffitto. Tocca la rete di protezione. Sì. Perché sono in controsoffitto in polistirolo. Guarda quanti buchi c'ha. Tesa di Arena su Mazza. Recupero della Volley School. Attacco centrale convinto questa volta ce la fa. Di Filianotti. Bravo. Questa volta passa Filianotti. Abbiamo fatti pochi punti, anzi forse il primo punto con i centrali. Arena l'ha fatto qualcuno? No, non mi pare. Forse sì, su un muro. Sì, in attacco. Tesa Arena, entra in campo. Sai che è in campo. È sulla linea. È in campo, signori. è in campo. No, assolutamente. Rivediamo. Assolutamente. Sto bloccando il replay. Sì, sulla linea, nettamente. Nettamente sulla linea. Il replay. Abbiamo visto il replay. Nettamente sulla linea. Chiama a formazione il capitano Schifilliti. Rimandalo. Vai, intanto in attesa. Rimando il replay e ve lo blocco anche. Sulla linea. Sulla linea. Abbiamo fatto il fermo immagine sulla linea. Confermiamo. Servizio su De Francesco. Si coordina a corso, recupera la Jolly. Pugliatti in bugger e rimanda di là Dionisio Di Pasquale. Free ball. Ciccio Pugliatti schiaccia forte, buona la difesa di Lopetrone. E poi mani out ottenuto da Dionisio Di Pasquale. No, da Mimmo Laganà. 15-18. Davvero le riserve di carburante oggi ha fatto il pieno, ha fatto Mimmo Time Laganà. out. Time out chiesto dalla Sicily, fratelli Anastasi, coach Staiti. Mimmo Laganà si è fermato a Villa San Giovanni, ha fatto il pieno e oggi è bello carico. Prima di sbarcare in Sicilia. Ha cambiato l'olio. Sì. Davvero oggi sta trainando la Jolly. Fischia l'arbitro Leonardo. Emanuele Lorenzo sempre al servizio. Tesa su Mazza. Rincorre Muro della Jolly, facile su Ciccio Pugliatti. sì, svogliato, ha mandato la palla di là senza grinta, senza cattiveria. 15-19. Ed è stata rispedita al mittente. Mazza non è riuscito a tuffarsi. Sì, ma non perfetta la copertura della Sicily, sì. Poteva fare decisamente meglio. E rientra Rizzo. Rizzo era? Mastronardo forse? Non vedo il numero.
Sì, Mastronardo che ha ricevuto. Pugliatti va da Mimmo Laganà, ottiene ancora lui un money out, 20° punto della Jolly Cinquefrondi. Più 5 dei ragazzi di Mister Giglietta. Sempre Emanuele Renzo al servizio. Riceve Mastronardo, Murato, Corso, pallone che torna nel campo della Jolly, poi Dionisio Di Pasquale per il 21° punto. 15-21, un totale blackout adesso. Villafranca Tirrena, come è successo nel secondo set. Servizio a Jolly. Così De Francesco e Cucca alza questo pallone, rimanda di linebacker, anche lui un po' svogliato. Out. Poi attacco out di Filianoti. 16-21. Dal 15-15 siamo arrivati al 15-21, ora 16-21. Schifilliti al servizio, ricevuto la Jolly, Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale. Tiene bene Germanà. Colpo sulle mani del muro avversario di Ciccio Pugliatti. 17-21. Vabbè. Sì. Chi? Dal replay si vede. Quale? Chi c'era più esterno, più qua? C'era Pugliatti. Infatti stanno chiedendo, è passato... Sì, Marco Pugliatti, forse lui. È passata dritta. Beh, è difficile da vedere da qua, Vabbè, andiamo avanti. 17-21. Challenge, chiediamo il challenge, non si può? Ah, siamo in Serie B. L'arbitro è lì. Siamo in Serie B. L'arbitro è lì. E intanto chiama formazione Dionisio Di Pasquale. Può essere un risvolto psicologico per la Fratelli Anastasi. Servizio di Schifilliti, riceve la Jolly. Pugliatti va dietro da Mimmo Laganà. Ovviamente mette giù l'ennesimo pallone. 22 per la Jolly Cinquefrondi, 17 per Villafranca Tirrena. Cambio in vista per la Jolly Cinquefrondi. Senti la musichetta. Esce un Filianoti per un Filianoti. Sì, i Filianoti Bros. Sì, sono fratelli. Federico Filianoti per Francesco Filianoti, cambia il servizio. Si aiuta con il nastro, riceve De Francesco. Non arriva su questo pallone Cucca, che si guarda con il suo alzatore, un po' in maniera incredula, cercando di scusarsi. Schipilliti non è infortunato, quindi sì, non può entrare. 17-23. Che ha detto che ha Schipilliti? Si è strappato. A quadricipite ha detto. Bene. Se non mi sbaglio. Non lo so se col triciclo o con la bicicletta o se era un quadriciclo, non lo so. Sono due le dirette. (17-23) il punteggio, come potete vedere anche dal tabellone che Gabriele sta gestendo. Ci chiedevano il punteggio. Però l'ha preso così, ottimo però il recupero. Mamma mia. Anastasi. Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale, ancora Di Francesco. Bravo qui, Puglietto, il pallonetto e il muro della Jolly Cinquefrondi. Pugliatti per non cattivo. Match point, 17-24.
qualche panettone in meno poteva fare bene. Si scherza ovviamente, signori, non... Con Ciccio c'è concesso ormai. Ciccio è stato tanti anni da noi. Dopo la sosta natalizia, la prima battuta che viene in mente è questa qui. Ci mette una pezza, Dionisio Di Pasquale alza in bugger Filianoti per la Ganà, che stavolta manda completamente out. Era doppia anche la loro, se usiamo lo stesso metro. Si chiude il cambio, esce Federico Filianoti, rientra Francesco Filianoti che poi lascia spazio. Filianoti F per un Filianoti F. Sì, che poi lascia spazio a Max Lopetrone. Ciccio Pugliatti, ex della partita, al servizio. Forte la sua spin, Marco Pugliatti sistema il pallone, pallonetto di Dionisio Di Pasquale, recupera pallonetto poco convinto. Mastro Nardo schiaccia, tocca anche il muro avversario. Poi la Ganà per la Jolly Cinquefrondi che chiude questa partita 3-0, 19-25, 20-25, 18-25. Torna alla vittoria la Jolly Cinquefrondi di mister Franco Gietta, che ora sì che possiamo dire che ha smaltito la rabbia di Palermo. Sì. I ragazzi erano davvero molto arrabbiati dopo quella sconfitta, si poteva fare decisamente di più e la risposta è arrivata oggi contro un avversario tosto, a dimostrazione del fatto che in questo campionato nulla è scontato, a parte il campionato parte Volley Letojanni, che molto livellato, diciamo, tranne prima in battuta le eccellenze. E quindi abbiamo un Letojanni che da noi ha tremato comunque. Sì, abbiamo fatto una come al solito la Jolly è partita bene, 1-0 e poi è andata a perdersi. Io cedo il microfono, Gabriele, a Vincenzo Belcastro, così tu gli puoi fare qualche domanda. Sì. Eccola poi. Mi salutano i ragazzi, li vedete qui a sinistra. Allora Vincenzo, ciao. Ciao. Non si poteva avere un rientro dalle feste migliore. Dicevo prima, smaltita la rabbia di Palermo. Una vittoria che magari non si aspettava con questo netto 3-0. È una vittoria d'oro. Hai detto bene, netto. Abbiamo giocato probabilmente la migliore partita e abbiamo portato a casa un bel risultato, un 3-0 nettissimo, ma non solo come punteggio ma anche di gioco. E fa piacere quando in tribuna si ricevono i complimenti da parte dei tifosi locali. Certo. Una gran bella partita, gran belle prestazioni. Fatto bene a sottolineare i complimenti. Una gran bella partita. Non doveva essere giocata qui questa partita, no. Abbiamo ritardato un pochettino. Vabbè, ci sta, è la prima volta che ci succede, però ci sta, era una struttura dove era quasi impossibile giocare, si è visto dalle prime battute della partita dove non si stava in campo, abbiamo deciso insieme alla squadra locale di spostarci qua, che è una gran bella struttura. Ci è andata bene, dai. Grande prestazione di diversi elementi, al di là della grande prestazione di Domenico Laganà. Vorrei sottolineare la grandissima prestazione di Emanuele Renzo, che ha avuto poco spazio in questo girone di andata, ma ha fatto una grande prestazione in tutto, in attacco, in ricezione, in difesa, dappertutto. Quindi, una grande prestazione di Emanuele. È vero. Quindi finito il girone d'andata, questa è la prima del girone di ritorno. Ci sono 4-5 squadre, tutte racchiuse in 3 punti, se non mi sbaglio. Sì, Catania ha vinto Palermo, ha allungato un pochettino, noi siamo là. Io, guarda, quello che temevo era la partita di oggi, perché l'ho detto anche in settimana, per me, ma da inizio campionato, Letojanni e Villafranca, la squadra di oggi, per me erano a un livello superiore sicuramente rispetto alle altre. Abbiamo vinto con loro in casa 3-2, una partita sudatissima, la prima di campionato, la partita d'esordio, la partita di inizio campionato. Abbiamo vinto nettamente qua, rimane una grande squadra la loro,
Adesso ci sono tantissimi altri scontri, adesso la prossima penso dovremmo andare alla Lamezia, quindi un altro incontro. Adesso c'è il turno di riposo settimana prossima e poi si va alla Lamezia, dove sicuramente ci sarà un'altra battaglia sportiva con un'altra grande squadra che ambisce ai playoff. Comunque per adesso godiamoci questi 3 punti e più che 3 punti la prestazione che ha fatto la squadra, dal primo all'ultimo. Certo, grazie a Vincenzo Belcastro. No, con Letojanni non abbiamo nemmeno sfigurato. Vai, non abbiamo nemmeno sfigurato, abbiamo fatto una gran bella partita, ma anche a Palermo sino al terzo set abbiamo fatto una grande partita e poi siamo scesi. Non ci dimentichiamo una sola cosa, che noi abbiamo sicuramente 2 o 3 atleti di una certa esperienza, però poi abbiamo 8 persone che sono under 21, quindi la dice lunga, e che sicuramente tanti di loro hanno visto poco campo in questo campionato negli anni precedenti, quindi è come se fosse un esordio. Quindi, comunque, speriamo bene, una grande prestazione. Complimenti a tutti. Al DS Vincenzo Belcastro, noi a questo punto mandiamo l'appuntamento tra 2 settimane contro la Lamezia, perché la settimana prossima riposa la Jolly Cinquefrondi. E tu sarai da solo, Gabriele, perché io già ti dico che vabbè, no, Lamezia è per vicino, Lamezia non ci sarò. Sarò alla Lamezia, però non per venire alla partita. Esatto. Grazie e arrivederci alla prossima con l'edicola di Peruccio. Salutiamo i torinesi. Voi non sapete perché.